Poco meno di 200 gli interventi dei vigili del fuoco ieri in Veneto per il maltempo che dalle prime ore del pomeriggio si è abbattuto sulla regione. Da Vicenza a Venezia, da Treviso a Rovigo, nessuna provincia è stata risparmiata da temporali, raffiche di vento, grandinate. I territori maggiormente colpiti quelli della Marca e del Veneziano, oltre una settantina, qui le chiamate al 115, arrivate in particolare dai comuni di Noale, Martellago, San Donà. Nel Trevigiano, pompieri al lavoro nel Monte Bellunese e nella Castellana per la messa in sicurezza di piante, pali e cornicioni pericolanti. A Quinto di Treviso un capannone è stato scoperchiato dalle forti raffiche di vento. A Carano San Marco una grossa pianta è caduta sul Brentella con il rischio che interrompesse il normale corso dell'acqua. In provincia di Vicenza diversi comuni investiti dalle forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e la caduta di piante. Nel Padovano, a Campo San Piero, un albero è finito sui cavi elettrici a ridosso di alcune abitazioni. Anche nel Veronese, in provincia di Rovigo, decine di interventi, soprattutto per il taglio di arbusti. Infine nel Bellunese, vigili del fuoco al lavoro per dei sassi caduti lungo la statale 52 a Santo Stefano di Cadore, allagamenti poi a Cortina e a Belluno dove un cavo di media tensione è stato troncato. Intanto il presidente della regione Luca Zaia ha deciso di dichiarare lo stato di crisi, atto questo propedeutico alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza.